Terremoto nella Trevigiana Veneto Banca. Dalle 7 di questa mattina perquisizione della Guardia di Finanza in diverse sedi della regione e in particolare nelle due sedi storiche trevigiane, quella legale e amministrativa rispettivamente nella centralissima piazza di Montebelluna, la prima, e lungo la Feltrina Sud, l'altra. Sono andati via gli ispettori? Non posso dire niente. Non può dirci niente. A che ora sono arrivati? Mi dispiace, non posso dire niente. Dalle 7.45 gli oltre 500 dipendenti bloccati con le auto fuori dai cancelli di via Signoressa, trovata chiusa. Una bella doccia fredda, nel senso che ci siamo trovati tutti qui questa mattina con i cancelli chiusi, per cui tanta gente qui sul marciapiede, macchine parcheggiate qui nel centro commerciale, in attesa di notizie, perché effettivamente non si sapeva cosa era successo. Indagati per ostacolo alla vigilanza l'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, nonché attuale direttore generale, e l'ex presidente Flavio Trinca. Perquisite anche le abitazioni di 16 dirigenti e soci che nel tempo avrebbero ricevuto ingenti finanziamenti, oltre 192 milioni di euro. Il blitz delle Fiamme Gialle è partito dalla Procura di Roma in seguito ad un'inchiesta di Banca Italia del 2013. A Montebelluna, nel corso della perquisizione, attività lavorativa sospesa con indetto un'assemblea straordinaria nella sala mensa. A livello delle direzioni qui non è trapelato niente, non hanno detto niente. Si teme per i dipendenti adesso? È presto per fare allarmismi, temere per i dipendenti. La banca, secondo me, secondo quello che possiamo sapere noi, è comunque solida. Perquisizioni effettuate con una settantina di militari, specie in borghese, alcuni dei quali, valigetta alla mano, escono dalla sede amministrativa soltanto dopo le 13, ma viste le indagini in corso non rilasciano alcuna dichiarazione. Niente. Niente.